Bella raga, ciao a tutti da Ulcumendone, veneziano. Allora, Fioi, oggi tappa un po' curiosa, non è proprio una tappa, ma è come si dice, un volo VFR che non ha diciamo, un arrivo tradizionale, ma un po' curioso. Siamo con l'Icon A5 e il nostro obiettivo è un ammaraggio al lago di Garda, eccolo qua. Cioè, diciamo, cerchiamo di arrivare qua, tipo verso Desenzano, ecco, Peschiera, Sirmione, così, per dopo riprendere quota e andare verso Riva del Garda. Quindi questa è la tappa di oggi. Andiamo e si gode. Ciao. Eccoci qua ragazzi, siamo a Verona, il Catullo, tempo un po' così, siamo col meteo reale, andiamo di esternazza, mamma mia, eh sì, con le nuvole fa molta più fatica, arcobaleno, incredibile, aspetta un attimo, qua bisogna, cavolo, subito colpo di scena. Subito colpo di scena cumendiano. Facciamo una panoramica anche di Verona. Aspetta un attimo. Qui ci mettiamo 10 anni. Che bello però. Ok. Aspetta un secondo ragazzi. Ok. Stupenda, questa me la faccio. Ting! Ok. Va bene, mi direi però di andare adesso, eh. Boh. Ok. Cartina. E andiamo verso la gloria eterna. Sembra una macchina praticamente, è un aereo iper moderno. Andiamo tutto in manuale, oggi proprio un volo tranquillo. Ok. Andiamo un po' su, stiamo attenti perché non l'ho mai usato, sto velivolo. Siamo con orario proprio di adesso, che sto registrando adesso, e meteo di adesso, reale. Un aereo un po' rigido, se definite, lasciatemi il termine. Ok. Adesso proviamo l'ammaraggio, mamma mia, mi viene da piangere. Ma ci proviamo. Un attimo solo. Ok.
E siamo in rotta. Vediamo già il Garda. Questo mi ricordo su Microsoft Flight, quella porcata purtroppo arcade che hanno sospeso praticamente subito, ma come è giusto che sia, perché veramente era orrendo, eh. Va bene, mi fa piacere. Prima dell'atterraggio godiamoci un attimo il paesaggio. Guardate che bello. Siamo qua a Verona, direzione Garda. Qua c'è Peschiera, Sirmione. Bella Peschiera, anche Sirmione sono. Va bene, ciao. Buono. Mi piace. Molto bello, proprio te lo godi tantissimo. Ok, adesso tra poco riprendiamo i comandi. E tentiamo il miracolo, perché teoricamente qua non devo buttare giù niente, cioè lui atterra così, e invece quando abbiamo aspetta un attimo. Ok, quindi lui quando atterra c'ha questi. Boh. Ma per capire, quindi deve atterrare così. Boh. Ma faccio una controprova per sicurezza, raga, non vorrei far cagate. Boh. Ora tocca a noi. Tocca a noi. E adesso vediamo cosa combiniamo. Siamo un po' altini, però cominciamo. Fa fatica ad abbassarsi questo aereo, mamma mia. Prevedo cose turche, ragazzi. Qua teoricamente c'è Peschiera qua, se non erro. Beh, diciamo che la pista non è piccola. Ok. Dai che ci siamo, raga, dai che ci siamo.
Guardate che spettacolo, ragazzi, anche l'acqua. Stiamo un po' più di qua. Relax, Kuma, relax. Vedo l'acqua molto vicino. Ok. Mamma mia che scatti. Pianino, pianino, pianino. Attento Kume, attento Kume, attento Kume, attento Kume. Ma non lo so se è andato bene o male. Beh, non mi sembra male, comunque, dai. Per essere il primo della mia carriera. Non lo so, onestamente non sono esperto, ragazzi, però non ho sentito tonfio, cose bestiali. Si ferma. Mamma mia che scattini, poveretto. Mercoledì devo rinviare tutti i pezzi, quindi speriamo. Boh, ce l'abbiamo fatta, raga. No, ma no. Esternazza. Guarda che bello, però. Wow. Tanta roba. Ok. Vai di screenshot. Drone. Guardate qua un po' una panoramica della splendida cornice del Garda.
Ci siamo, abbiamo fatto il nostro pranzo sul Garda, ci siamo trovati le ragazzette, adesso però è il momento di ritornare a casa quantomeno. Ci proviamo. Adesso andiamo verso... Adesso dovremo partire in qualche modo. Oh, mamma mia! Scusate. My God. Oh. Calma, calma. Più difficile la partenza dal lago che altro. Bene. Perfetto. Approach Icon Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is type icon A56 miles west of Lima, India X-Ray Juliet. Avete visto un po', ho fatto una panoramica col drone, con la musichetta, bellissimo, come si dice, stava anche piovendo con l'arcobaleno, ma guardate che roba raga, guardate che roba. Squawk 2451 Icon X-Ray Golf Sierra. Icon X-Ray Golf Sierra radar contact 5 Calma. west of Lima, India X-Ray Juliet 800 feet. Altimeter 29.901. Io voglio vedere un po' l'esternazzo così. Golf Sierra. Beh, di tutto rispetto, Te lo godi molto. Tramonto sul Garda. Buono. Adesso vediamo un attimo qua. Bene. Vediamo una cosa. Aeroporti più vicini. Lì c'è questo qua. Ce la facciamo? Vediamo. India Juliet X-Ray traffic icon Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 6 miles southwest 2,300 feet inbound to land runway 15. Ok. Adesso non so sinceramente se è un aeroporto accettabile, però adesso vediamo. Guarda che bello, guarda che roba. Spettacolo puro. Qua questi voli sono anche proprio per ammirare il contesto, tutto quello che sta attorno, raga. Cioè, spettacolo senza un senso logico. Veramente tanta roba. Me lo togli? No, vabbè. Boh. Adesso guardiamoci qua. Qua onestamente vediamo un attimo dove siamo. Sapete che l'orientamento del Kuma è curioso. Allora, qua siamo teoricamente
Proprio sulla città di Bardolino. Poi qua c'è Garda, Bardolino, Cisano, Lazzise più in basso. Va bene. Ciao ragazzi, spettacolo degno del miglior Cume. Aspetta un attimo, ci vuole veramente. Mamma mia che roba, mamma che roba, mamma che roba. Molto bene. Adesso va, però c'è sto bug che se non posso più zoomare e schiacciare nessun pulsante. Questo è veramente il bug più fastidioso della storia. Non capisco il perché. Cazzo, c'è vento anche. Sì, adesso questo problema qua che posso solo, vedi, chiudere da qua. Non capisco, questo non lo capirò mai veramente, sinceramente. Dai, lo sistemeranno, raga, sistemeranno. Solo che quando ti succede che sei su un IFR è un leggerissimo problema. Lima India Juliet X-ray traffic icon Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 2 miles southwest 1,700 feet inbound to land runway 15. No, vabbè, ciao ragazzi. Ciao proprio. Classico ciao. Vediamo qualche altra esterna. Belle, belle, belle. Lima India Juliet X-ray traffic icon Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 2 miles southwest 1,700 feet. Beh, questa è stupenda. Runway 15. Questa è proprio una cartolina. Io non so neanche l'aeroporto. Sono un aeroporto grandissimo proprio. Non so neanche se lo prenda, sinceramente. Vabbè, caro, se no ci salutiamo qua, ragazzi. Oggi era proprio ero curioso di fare io l'atterraggio, anzi l'amaraggio e basta, insomma, se il copilota me lo porta. Non ha trovato l'aeroporto, ci ho provato io lo stesso. A sto punto ci salutiamo così con questa cartolina dal Garda. E pazienza, comunque ce l'abbiamo fatta, l'amaraggio. Teoricamente, insomma, è andato abbastanza bene. Ciao!